Entro domani sera si saprà quale futuro politico avrà la città di Favara. Dopo l'infruttuosa riunione di ieri sera, il gruppo consiliare di Futuro e Libertà, 5 consiglieri più il presidente del Consiglio, il sindaco e 6 assessori, hanno rassegnato nel corso dell'incontro le proprie dimissioni nelle mani del responsabile cittadino del partito Francesco Pullara. Il futuro politico del comune di Favara è in questo momento nelle mani del responsabile Pullara, che dovrà adesso, nel giro di poche ore, accettare le dimissioni e quindi presentarle ufficialmente o respingerle e cercare di sedare gli animi. Una crisi politica interna al movimento di Fini, che si era aperta, a detta del presidente del Consiglio Comunale Luca Gargano, in seguito ad alcune decisioni politiche intraprese dal primo cittadino di Favara e non condivise dall'intero movimento, come ad esempio la mancata riduzione dei dipartimenti dell'ente comune e l'esternalizzazione del servizio di riscossione delle bollette Tarsu alla società AIPA. Ma cosa accadrà adesso? I partiti di maggioranza che ufficialmente fanno opposizione saranno disposti ad un possibile ingresso nella quinta giunta Russello? Noi l'abbiamo chiesto ai rappresentanti dei partiti al Consiglio Comunale. A gran voce si dice che questa amministrazione monocolore è stata un fallimento per la città di Favara. Il Movimento Futuro e Libertà adesso deve prendere coscienza di questo, deve vedere se ci sono le condizioni con gli altri partiti di allargare l'intesa. C'è anche chi chiede l'immediatezza delle dimissioni del sindaco. Per costanza di Insieme per Favara, il sindaco deve riconoscere che ha commesso diversi errori e deve richiamare i partiti in Consiglio Comunale per discutere di punti programmatici di fine legislatura, vedi il PRG, il metano e case popolari. Se si discuterà seriamente di questi problemi, allora Insieme per Favara è disponibile ad una eventuale collaborazione. Per l'MPA il FLI non ha più credibilità in quanto, con un'azione di arroganza, 4 mesi fa formò una giunta monocolore. Si sono accorti adesso, dice Valenti, che non hanno i numeri in consiglio e non possono tirare a campare. L'MPA non ha più fiducia al partito di Fini, ma se si farà un discorso politico serio con la P maiuscola, il partito di Raffaele Lombardo, come sempre, non si tirerà indietro e si assumerà le proprie responsabilità. Per il gruppo politico PDL Sicilia, il governo monocolore è stato fallimentare. Con un'azione di forza, il FLI ha formato una giunta che a distanza di 4 mesi non ha prodotto nulla di concreto. Favara ha bisogno di altro, di crescita, e per farlo tutti dobbiamo assumerci quel forte senso di responsabilità, dice il consigliere Vita, che già stavamo mostrando mesi fa con il patto per Favara. In casa UDC ci sono pareri discordanti. Per il capogruppo Cibella, che parla anche a nome del consigliere Fiorenza, il FLI ha tradito non solo il patto, ma anche gli altri partiti e consiglieri comunali. Un partito sicuramente inaffidabile e al momento, dice Cibella, non c'è nessun dialogo politico. Agliata dell'UDC ha apprezzato il gesto compiuto dai colleghi consiglieri del FLI che, con alto senso di responsabilità, dice, hanno rassegnato le dimissioni al responsabile degli enti locali del partito Pullara. Alla luce della mancanza di maggioranza e della mancata svolta che il FLI avrebbe dovuto portare nella città, Agliata si augura che Francesco Pullara protocolli le dimissioni di tutti gli esponenti del partito, a partire dal sindaco Russello, e liberare così la città di Favara ed andare ad elezioni. Per Bosco dell'UDC la migliore soluzione è quella che il sindaco presenti le dimissioni al comune, facendo così cosa gradita alla città. Ho sempre fatto opposizione costruttiva, dice Bosco, l'UDC non è entrato l'altra volta in giunta e crede di non farlo neanche adesso. Sarà possibile tutto ciò solo se ci saranno i presupposti per la reale crescita del territorio. Per il gruppo consigliere del PDL, dinanzi all'ennesimo fallimento, dinanzi al paese nel totale abbandono, dinanzi alla incapacità di governare la città, chiede al sindaco, con un atto di coraggio e di responsabilità, di consegnare le sue dimissioni alla segreteria generale del comune e non nelle mani del coordinatore Pullara, in modo da ridare urgentemente la parola ai cittadini favaresi. Per Sferrazza del PD questa è una situazione già paventata da tempo. La stessa tragedia del 23 gennaio suggeriva ben altra scelta, una politica solidale, una politica che raccogliesse il meglio. Al momento di un possibile ingresso in giunta del PD non se ne discute, dice Sferrazza. Per iniziare a parlarne occorre creare le condizioni. Al momento si parla solo di macerie.